Sì, allora, scusate, un attimo d'attenzione, una nota di servizio. Qualcuno ha trovato un braccialetto elettronico nero per caso per terra? Se per sbaglio magari si è agganciato ad una borsa, qualcosa? Era sotto, perché chiaramente nella sessione precedente era nella sala polifunzionale sotto. Magari si controllasse, grazie. Scusate. Con quelli che si connettono direttamente, i gear, che si connettono direttamente al telefonino. Niente, non ho idea. Grazie lo stesso.
Buonasera a tutti. Arriviamo al terzo giorno di questo Future Forum dedicato a quali sono gli scenari, i prossimi scenari di economia necessari. Questa iniziativa promossa ancora quest'anno dal Friuli Future Forum, che è l'iniziativa con cui la Camera di Commercio sostiene le idee di innovazione e soprattutto cerca di riportare la parola futuro il più possibile nel nostro discorso pubblico, nelle nostre consapevolezze, nella necessità di predisporci a costruirlo perché ne siamo i primi responsabili. Incontro che appunto anche in questo caso tratta di futuro. Poco fa Sergio Latouche è andato a salutare i ragazzi di alcuni istituti superiori che, non potendo entrare in questa sala, hanno riempito quella dell'economia qui sotto, e diceva loro seguite quello che vi proporrò, perché di fatto la domanda vera che vi riguarda è in quale futuro voi vi troverete a vivere. E di futuro in effetti in questi giorni abbiamo parlato da diversi punti di vista. Si è parlato di futuro delle pensioni, si è parlato di futuro dello Stato sociale, questa mattina dell'innovazione sociale e nel primo pomeriggio anche di quali sono gli strumenti per innovare invece il sistema produttivo. Abbiamo parlato di occupazione, naturalmente abbiamo parlato di mercati internazionali, si è parlato di debito e di rapporti tra il nostro paese e l'Europa. Ne parleremo anche domani all'incontro con Landini, Brunetta e Gai. Il punto di vista che questa sera ci propone Sergio Latouche rappresenta un'altra visione del futuro, possibile o impossibile, rispetto alle scelte che faremo. È uno sviluppo critico quello su cui si è concentrato il pensiero di questo teorico dell'economia sociale. Ad ascoltarlo saremo tutti insieme, a intervistarlo poi, nel senso di dialogare con lui, sarà Stefano Feltri del Fatto Quotidiano, che è il nostro intervistatore oggi, e lo ringraziamo di essere qui con noi. Alla fine avremo anche delle domande, come ho detto anche altre volte, non degli interventi ma delle domande da fare per i nostri ospiti. Buona serata e grazie. Buonasera, allora grazie. Come avete sentito, voi siete qui per ascoltare Sergio Latouche. Voglio solo dire due cose per inquadrare quello che dirà. In questi anni noi abbiamo visto una crisi che è stata finanziaria, che è stata di economia reale e che è stata molto anche di idee. A un certo punto della crisi, diciamo 2008-2009, più o meno tutti gli economisti e tutti gli opinionisti avevano la stessa idea, che era che stavamo attraversando una crisi perché era colpa dei mutui subprime americani, che si risolveva con le famose riforme strutturali, diciamo, tappando qualche falla nelle banche, cambiando un po' il mercato del lavoro per renderlo un po' più flessibile e riducendo il debito pubblico. Più o meno erano tutti d'accordo che facendo le cose giuste ci saremmo ripresi in tempi abbastanza rapidi. Non è successo, come è evidente a tutti noi. In alcuni posti come l'Italia la delusione è stata più cocente rispetto alle attese e alle premesse che c'erano appunto 4-5 anni fa, e quindi quello che è successo, al netto di tutta la parte, diciamo, di politica economica, di scontro, come stiamo vedendo adesso, tra logiche diverse, tra l'Italia che vuole spendere e le regole che ha votato che glielo impediscono, eccetera, quello che è successo è che a un certo punto anche gli economisti e anche quelli che fanno il mio lavoro, cioè quelli che si occupano di economia, la cercano di capire per divulgarla, ma non, come dire, dobbiamo arrivare a una qualche forma di sintesi noi giornalisti, siamo tutti trovati nella condizione di dire, ma forse quelle idee che sembravano così certe, così nette, avevano qualche controindicazione e non funzionavano così bene come sembrava. E quindi adesso siamo in una fase, per certi aspetti, molto interessante, che è quella in cui si prendono input da dove arrivano, si prendono input un po' dappertutto. Anche persone come Serge Latouche, che erano guardati con una notevole diffidenza dall'economia ufficiale, anche da chi come me sta nel mainstream, diciamo, sta nei giornali, in televisione, eccetera. Adesso è una fase in cui si cercano persone che hanno cose interessanti da dire, e Serge Latouche in questi anni
molti di voi se siete qua già lo conoscerete, ha pubblicato molti libri affrontando moltissimi aspetti di questa crisi anche delle idee, che non è soltanto una questione di modelli econometrici, di stime sbagliate, di tutte quelle cose che io ho studiato da Bocconi che diciamo vengono presentate come tutto quello che conta in economia, ma non sono tutto. Serge Latouche arriva addirittura a mettere in discussione l'idea stessa di economia, cioè l'idea che si possa avere un'idea dell'economia, cioè è una critica molto radicale e poi il concetto che lo ha reso più celebre, più noto in Italia, che è quello di decrescita. Quelli che lo vogliono banalizzare dicono: ah, avete visto, siamo in recessione o siamo a crescita zero da 6 anni, l'avete avuta la decrescita, siete contenti? No, quindi fine del dibattito. Le cose sono un po' più complesse e quindi adesso chiederei a Serge Latouche, di cui vi potrei leggere lo sterminato curriculum e le pubblicazioni, non lo farò, insomma, lui è professore emerito a Parigi e è diciamo, a cavallo tra due discipline. La cosa che conta per capire quello che ci dirà è che lui non è un economista nel senso in cui sono economisti quelli che in cui sono Francesco Giavazzi o Alberto Resina sul Corriere della Sera, cioè non è uno che usa modelli econometrici, è uno che pensa l'economia e che la pensa usando la filosofia e usando molto anche la storia. Quindi adesso lo schema è questo, io gli lascio la parola, poi io gli faccio qualche domanda che sono anni che me le segno da fargliele e poi dopo lascio anche a voi il banco. Prego. Sergio. Grazie, buonasera a tutte e tutti. Allora ho visto sul programma che la giornata di ieri era dedicata al tema crescere. Poi la giornata di oggi vedo che alle 18 c'è Serge Latouche che deve parlare della decrescita. Allora mi viene subito crescere o decrescere, come direbbe Hamlet. What is the question? At this question ha risposto George W. Bush in aprile 2002 al convegno dei meteorologi americani a Silver Spring e ha detto: la crescita non è il problema, è la soluzione. Allora sembra a tutti i governi, sia non solo a Bush, ma ai governi a Renzi, a Hollande, a tutti i governi di sinistra, di destra, di centro, eccetera, che effettivamente la crescita, che non esiste più, è la soluzione di tutti i problemi, perché non sono capaci di pensare a risolvere i problemi della disoccupazione, i problemi della finanza pubblica, i problemi anche della pace e i problemi anche dell'ambiente senza la crescita. Allora sembra che la crescita, fuori dalla crescita non ci sono possibilità di risolvere nessun problema. Anche per l'ambiente si è verificato recentemente a Parigi con la COP21, la parola proibita era decrescita. Uscire dalla crescita verde, dobbiamo uscire dalla crescita tradizionale, inventare la crescita verde. È interessante perché nel 1972 c'era la conferenza di Stoccolma, la prima conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, e a questo momento c'era il presidente della Commissione europea, che era Sico Mangiotto, se si ricordi questo, Sico Mangiotto olandese, e lui aveva letto il primo rapporto al Club di Roma, che era, come si chiama in italiano? Il primo rapporto era in francese alta la croissance, e allora l'aveva preso sul serio. È incredibile, il presidente della Commissione europea nel 1972 diceva: dobbiamo uscire dalla crescita. A questo punto il ministro dell'economia francese, che era Valéry Giscard d'Estaing, ha detto: no, troppo. Per me non sarò, lui ha detto, non sarò un objecteur de croissance, un obiettore di crescita. E
il rappresentante francese alla Commissione europea, che era l'economista Raymond Barre, diceva no, non si può uscire dalla crescita, eccetera. Allora come la Commissione europea devono trovare un consenso? Diceva, dobbiamo fare un'altra crescita. 40 anni fa si già parlava di un'altra. Allora oggi quando si parla di crescita verde, un'altra crescita, mi fa ridere questo, mi fa ridere. Ma dietro questo, quando si parla crescere o decrescere, mi viene subito credere o non credere, che dietro la crescita c'è la credenza nel progresso, nell'economia, nella crescita precisamente. E allora decrescere è naturalmente una posizione blasfematoria, perché si mette in causa una fede, una religione, la religione della crescita. E allora è un dibattito tra un credente della crescita e un ateo. Questo è il punto. Allora dobbiamo vedere, mi hanno detto mezz'ora, vedere le illusioni, perché la crescita è un'illusione e poi perché si deve auspicare una decrescita. Stranamente gli economisti non fanno dei modelli, non fanno anche la storia della loro disciplina, non diciamo scienza, la loro disciplina. Ma la parola crescita non è una parola che viene dall'economia, è una parola che viene dalla biologia e dalla biologia evoluzionista di Darwin, anche prima di Darwin, Lamarck, come la parola sviluppo. È chiaro da Darwin che lui dice gli organismi con il tempo diventano più grossi, più grandi. Questo è la crescita. Ma si sa che un embryo non diventa un embryo gigantesco, una seme non diventa una seme gigantesca. Diventa un animale, l'embryo diventa un albero, la seme. E con la trasformazione quantitativa c'è una trasformazione qualitativa e questo è lo sviluppo. La distinzione in economia tra la crescita e lo sviluppo è la trasformazione qualitativa di un processo quantitativo che è la crescita. Allora gli economisti hanno pensato di prendere in prestito questi concetti della biologia e di pensare che l'economia potrebbe essere come un organismo. Ma su questo punto si sono doppiamente sbagliati, perché al limite si può pensare che l'umanità, l'ecosistema umano è come un organismo, come l'ha pensato il grande biologo James Lovelock. James Lovelock con l'ipotesi Gaia, il sistema come l'umanità e l'ambiente come un sistema vivo. Anche i filosofi hanno pensato anche che le civiltà sono come degli organismi, nascono, per esempio, pensate a vostro grande Giambattista Vico, napoletano Vico, pensate le civiltà nascono, crescono, si sviluppano, poi muoiono. Allora, l'economia di sicuro non è un organismo, è una parte dell'organismo, della civiltà umana, solo una parte c'è. Naturalmente c'è una tentativa dell'economismo, di un paneconomismo, di trasformare tutto in economia, recentemente, ma si sa che c'è la cultura, c'è la politica, c'è molte altre cose, che l'economia è solo una parte, e di più si sono dimenticati che se fosse un organismo, nasce, cresce, declina e poi muore. I filosofi lo sapevano, anche gli altri, coloro che pensano alla realtà. Negli anni 30 si parlava con Oswald Spengler
di declino. Ora si parla sempre di più di collasso con Jared Diamond, un collasso meno conosciuto ma più interessante forse, Joseph Tenter, The Collapse of Complex Society, interesting. E più recente ancora, l'anno scorso, 2 anni fa, una canadese, credo, Naomi Oreskes, ha fatto The Collapse of Western Civilization. Sì. E effettivamente, hai parlato di crisi. Di che cosa si parla quando si parla di crisi? Crisi dell'ambiente, crisi sociale, crisi culturale, tutte queste crisi. Ora siamo all'ora della crisi della civiltà occidentale e allora dobbiamo uscire da questa, è una rottura importante. Allora, quando gli economisti si sono dimenticati così, che hanno pensato già dal nostro fondatore, il cosiddetto fondatore Adam Smith, lui era un grande ammiratore di Newton e si può capire che la meccanica matematica di Newton è una cosa bellissima, tutte cose che girano, tutte queste cose. Allora, a questo momento, tutti i pensatori dell'illuminismo hanno detto, ma dovrebbe fare una scienza sociale come la meccanica di Newton. E allora hanno pensato che la società poteva obbedire, come la meccanica di Newton, a delle leggi matematiche. La matematica è una cosa bellissima, ma è una scienza astratta. E il problema è che la vita, non solo la vita degli organismi, eccetera, non si svolge nell'astratto, si svolge in un ambiente fisico, obbedisce alla fisica, obbedisce alla biologia, per non parlare della sociologia. E allora obbedisce alla prima legge della termodinamica, ma anche alla seconda legge, la legge dell'entropia. Cosa dice la legge dell'entropia? Dice che quando si brucia 30 litri di benzina nel serbatoio della macchina, questi litri non sono più disponibili. Le molecole esistono ancora nel cosmos, ma sono dissipati, non si può ritrovarli per mettere nella macchina. È per questo che il grande esperto americano Richard Heinberg, nel suo bellissimo libro The Party is Over, ha spiegato la crescita e uscita dei pozzi di petrolio e finirà con loro. Allora, per questo, una cosa che un bambino di 5 anni, come diceva il grande Marx, non parlo di Karl, ma parlo di Groucho, molto più interessante. Groucho Marx diceva, fate venire un bambino di 5 anni. Matteo Renzi avrebbe bisogno di avere a fianco un bambino di 5 anni che gli farebbe capire una cosa semplicissima, che una crescita infinita è impossibile su un pianeta finito. È semplice, un pianeta finito, incompatibile. È una cosa, un'assurdità. La matematica, l'ho detto, è una bella cosa, ma che non funziona con la realtà. La realtà non obbedisce. E il problema, gli economisti hanno avuto questa idea di far obbedire a tutti i costi, e lo fanno ancora oggi. Lo fa oggi la Banca Centrale Europea quando vogliono far pagare la Grecia, ma anche l'Italia e la Francia, che è impossibile ripagare il debito che obbedisce alla legge delle interessi composte. Basta pensare che e questo un bambino di 5 anni o di 10 anni, prima, quando si studiava seriamente la matematica nelle scuole, l'avrebbe capito bene, che se si spiegava, mi ricordo che quando era alla scuola primaria si spiegava che se avessimo messo un soldo d'oro
in una banca a un tasso di interesse di 5% all'anno dal tempo di Carlo Magno, oggi avremmo dei globi d'oro. Matematicamente sì, ma fisicamente si sa che è impossibile. Allora basta pensare che con un tasso che anche né Matteo Renzi né il nostro Macron, Hollande, eccetera, vorrebbe un tasso basso, troppo basso per risolvere la disoccupazione, un tasso di 2% all'anno. Se prolungiamo la crescita del PIL per un arco di tempo lungo, ma lungo non tanto in rapporto l'uomo esiste da più di 50.000 anni, cosmos miliardi di anni, in 2000 anni il prodotto interno lordo sarebbe moltiplicato da 160 milioni di miliardi. 160 milioni di miliardi. Provate ad immaginare un mondo con 160 milioni di miliardi di più di macchine, di frigoriferi, di televisori, di cellulari, eccetera. È totalmente assurdo, è un'assurdità, ma questa è la conseguenza di ciò che l'amico ex ministro italiano dell'ambiente Giorgio Moroder ha chiamato il terrorismo delle interesse composte. Il terrorismo delle interesse composte. La realtà umana non può obbedire al terrorismo delle interesse composte. E la ragione per cui l'Italia non paga mai il debito pubblico, né la Grecia né la Francia. Fortunatamente ho letto prima di partire che con un po' di saggezza è venuto a Parigi Raúl Castro e per riprendere il commercio con Cuba hanno deciso di cancellare il debito. È l'unica soluzione per risolvere il problema. Il problema è questo che la Merkel ha rifiutato alla Grecia, cancellare il debito, che si dovrà in ogni modo farlo. Il problema è che non tutti sanno che non sarà mai ripagato il debito, ma con questa illusione che fanno finta, ci impongono l'austerità, impongono la miseria, impongono la distruzione della nostra vita, impongono la distruzione della gioventù. È una cosa terribile per soddisfare i banchieri, per soddisfare il mondo della finanza che vuole fare dei conti che ci portano nel bilancio c'è sempre più il debito, l'interesse sull'interesse, eccetera. Allora, la società della crescita alla fine porta a una situazione che è totalmente oggi bloccata. Oggi viviamo l'incubo di una società di crescita senza crescita, perché non si può più, non c'è più, la crescita è finita e non riprenderà mai. Abbiamo conosciuto, è vero, abbiamo conosciuto per 30 anni, il famoso trentennio d'oro, i 30 anni gloriosi, come si dice in Francia. Abbiamo conosciuto nel dopoguerra una crescita, soprattutto grazie al petrolio, l'energia quasi illimitata, quasi gratuita, che ha permesso una crescita incredibile, una crescita a 6-7% all'anno del PIL, eccetera. Ora la crescita non può più andare avanti e non deve più andare avanti, non può più andare avanti perché subito quando esce, eccetera, come non c'è più, oggi naturalmente sembra incredibile perché il prezzo di petrolio si è abbassato, ma si è abbassato per ragioni politiche, per la speculazione, eccetera. Il petrolio dovrebbe essere a più di $100 il barile, ma domani o dopo, fra poco sarà non solo a $100, ma a $200-300, perché si può fare di tutto, tutti i discorsi possibili, ma non si può creare una goccia di petrolio di più. La quantità di petrolio è limitata, si trova nella terra, ci vuole miliardi di anni per ricreare il petrolio. Ma questo tocca non solo il petrolio, ma tutte le materie prime,
i metalli rari, tutte queste cose che sprechiamo con una cosa, una spensieratezza incredibile. E allora, ma solo che e si dice, si deve crescere, l'unica conseguenza di questa tentativa di andare contro le leggi della fisica, della biologia, eccetera, che crescere con la concorrenza sfrenata, la competitività, di distruggere sempre più velocemente il mondo, è una vera guerra contro la natura, ma anche guerra di tutti contro tutti. E allora si deve, l'impostura del discorso che è tenuto nelle istanze internazionali che ha preso povero Montesquieu, che lui ha parlato del dolce commercio. Dolce commercio, sì, questo era vero fino a un certo punto, ma lui non pensava alla concorrenza illimitata della globalizzazione. Che cos'è la globalizzazione? Il gioco di massacro su scala globale, che come l'aveva capito bene già 200 anni fa un amico di Marx, di Campo, stavolta di Muccio, che era Augusto Bebel, che l'aveva definito la libera volpe nel libero polaio. La libera volpe nel libero polaio. Allora oggi cosa succede? Che la libera volpe italiana distrugge l'agricoltura cinese, perché abbiamo un'agricoltura produttivista, creiamo dei milioni e milioni di senza terra nella Cina che diventano dei Mingon, questo 800 milioni di Mingon che si accumulano nelle periferie inquinatissime delle metropoli cinesi. E poi la libera volpe cinese distrugge il tessuto industriale. E così oggi alcuni imprenditori del Veneto si suicidano perché sono falliti, fallimento, eccetera. Questo è il gioco di massacro su scala globale. Allora, per questo dobbiamo uscire da questa guerra, dobbiamo dichiarare la pace. E questo è il progetto della decrescita. Allora, quando si sente la prima volta la parola decrescita, si chiama: come si può parlare di crescita? La crescita è una bella cosa, è un fenomeno naturale, tutti devono naturalmente. La decrescita è uno slogan per far capire che naturalmente decrescere per decrescere sarebbe assurdo, ma non di più, non di meno che crescere per crescere. Che hanno fatto capire che è una assurdità. Allora dietro questo slogan naturalmente c'è un progetto di costruire un'alternativa che implica uscire dalla religione della crescita. Per questo dico che se vogliamo parlare in modo più rigoroso dovremmo parlare di accrescita, con questo A privativo, ecco che c'è l'ateismo. E si tratta precisamente di uscire dalla religione della crescita, di diventare ateisti o agnostici della crescita, dell'economia, del progresso, eccetera. Non contro, ma non avere questa fede senza ragione. Allora, la decrescita non è naturalmente la crescita negativa. È interessante perché la parola non era usata prima di aprile 2002, quando l'abbiamo usato a Parigi, il convegno all'UNESCO, poi è diventato così una bandiera, diciamo. E non si trovava in nessun dizionario di economia. Ora che l'abbiamo usato si dice: l'Italia da 7 anni la riconosce la decrescita, non è né felice né sostenibile né auspicabile. Naturalmente questo è una crescita negativa, naturalmente non è la società d'abbondanza frugale che tentiamo di creare, o per dirla con
il collega inglese che è stato consigliere del governo travaglista di Tony Blair, Tim Jackson, che ha fatto questo rapporto che è diventato proprio un libro, Prosperity Without Growth, prosperità senza crescita. E allora si tratta naturalmente di demondializzare. Demondializzare significa rilocalizzare, ricreare un tessuto economico. Ricreare un tessuto economico, perché come l'aveva spiegato il più grande economista del XX secolo, John Maynard Keynes, un paese deve produrre tutto il più possibile di ciò di cui ha bisogno. Non è sano di esportare ciò che produciamo e importare ciò che consumiamo. E poi ritrovare una forma di autonomia, di autosufficienza il più possibile. E questa dichiarare chiaramente che non vogliamo più partecipare a una guerra economica, che è la realizzazione del mito economico, ma anche prima del mito della modernità, con Hobbes. Hobbes ha detto che all'inizio c'è Homo homini lupus, la guerra di tutti contro tutti. No, non è vero, tutti gli antropologi lo sanno che le società primitive non è la guerra di tutti contro tutti, non è questo. Ma questa diventa una profezia autorealizzatrice. Ora siamo all'ora della guerra di tutti contro tutti. Il terrorismo della globalizzazione, del pensiero unico, dell'economia globalizzata, e la risposta è il controterrorismo dei cosiddetti islamici radicalizzati, eccetera. È la conseguenza di questo sistema che diventa un incubo. Allora dobbiamo rifiutare questa guerra, uscire da questa guerra. Non vogliamo distruggere gli altri. Oggi i tedeschi, l'Europa sembra una guerra di tutti. L'economia tedesca distrugge parzialmente le altre economie con l'euro e noi distruggiamo anche le economie del sud del mondo, eccetera. Dobbiamo dire non vogliamo distruggere gli altri e non vogliamo essere distrutti. E allora come risolvere i problemi? Come dice sempre, teoricamente è abbastanza semplice, senza ancora entrare nella costruzione di una società d'abbondanza frugale, ma devo rilocalizzare, ridurre l'impronta ecologica, e così ridurre lo spreco, ridurre gli orari di lavoro. Siamo in un mondo che il mio maestro Ivan Illich chiamava l'assurdistan, c'è l'Afghanistan, l'assurdistan, il mondo dell'assurdo, dove ci sono milioni e milioni di operai che lavorano come pazzi, e si deve dire ora in Francia si vogliono distruggere il codice del lavoro per permettere di lavorare ancora di più. Abbiamo più di 5 milioni di disoccupati, vogliono far lavorare coloro che non lavorano ancora di più, perché per la competitività, per la concorrenza. No? Dobbiamo lavorare meno per lavorare tutti, lavorare meno anche per guadagnare di più, perché è una truffa anche questo slogan del nostro ex presidente, forse futuro presidente Sarkozy, che diceva lavorare di più per guadagnare di più. Questa è una cosa, un'assurdità, un'oscenità che mi fa arrabbiare sempre che i miei colleghi e economisti più ortodossi avrebbero dovuto scendere nella strada per denunciare la truffa di questo slogan, perché per gli economisti la legge e i profeti è la legge perfetta del mondo. Se si lavora di più va aumentare l'offerta del lavoro. Come la domanda non aumenta, fa crollare il prezzo l'incontro della domanda e dell'offerta è il prezzo è lo stipendio. E effettivamente
negli ultimi anni si lavora di più, si guadagna sempre di meno, è normale. Allora, lavorare meno per guadagnare di più non è assurdo, ma soprattutto lavorare meno per vivere meglio. Non è facile perché siamo diventati tossicodipendenti non solo dei consumi, ma ancora del lavoro. E quando non abbiamo lavoro non sappiamo più cosa fare, non sappiamo più né giocare, né sognare, di fare arte, di fare cose così belle che ritrovare il senso della vita. E poi riconvertire allora l'agricoltura, perché abbiamo un'agricoltura che si distrugge, che è un'agricoltura assurda, che produce un cattivo cibo che è molto pericoloso, che crea l'obesità, che crea i problemi cardiovascolari, eccetera, e che di più distrugge la terra, che è questa agricoltura produttivista basata su concimi chimici e pesticidi, che usa una quantità d'acqua terribile, dopo ci sono le guerre dell'acqua, dopo le guerre del petrolio. E allora dobbiamo ritrovare, come lo preconizza l'amico Carlo Petrini con i Slow Food, sano, buono, pulito e giusto. Un cibo che non è buono, merda che si vende nei supermercati, non va bene, ma anche un cibo buono, se non è sano, non vale niente. E se è buono, è sano, ma che non è giusto, è fatto sfruttando il lavoro dei marocchini che vengono a raccontare nel sud dell'Italia i prodotti che vivono nelle condizioni inumane, eccetera, non va bene. Si deve ritrovare un'agricoltura contadina, un'agricoltura che è buona, con prodotti buoni, sani e giusti. Poi si sa che si deve fare un grande programma per la riconversione dell'energia, perché, come ho detto prima, c'è il petrolio sarà finito un giorno, si deve pensare e di più, anche se c'era abbondanza di petrolio, dovremo lasciarlo nel suolo perché genera emissioni di gas a effetto serra che distrugge il primato, che è sempre un problema, una drammatica, senza parlare anche delle emissioni di particelle che generano cancri, eccetera. E allora, se dobbiamo riconvertire, che tutto questo creerebbe dei milioni di posti di lavoro, fare tutti questi calcoli. Naturalmente questo non per riprendere la crescita, per dare a tutti un lavoro, produrre ciò di cui abbiamo bisogno e basta. Dobbiamo pensare a ritrovare il senso della misura, il dramma della modernità. C'era un progetto bello. Qual era il progetto della modernità? Era emancipare l'umanità della trascendenza, della tradizione e della rivelazione. Era un bel progetto, solo che si sono dimenticati e hanno creato la dichiarazione dei diritti dell'uomo, direi la libertà. Sì, la libertà per fare qualche cosa, libertà di distruggere la natura senza limiti, libertà di sfruttare gli altri senza limiti, ci deve porre dei limiti, una limitatezza e una società, la cultura, e l'uomo vive dentro una cultura da sempre, la differenza degli animali. La cultura è fatta per il migliore o per il peggiore, per dare il senso dei limiti, il senso della misura. Abbiamo ora detto tutto è possibile con la tecnoscienza, si può fare tutto, trasformare un uomo in una donna in un uomo, tutto è possibile. Ma no, tutto non è possibile. Viviamo in un mondo limitato, dobbiamo ritrovare questo senso. Di più, non c'è, nell'illimitatezza non ci porta alla felicità.
perché la felicità non dipende dalla quantità, ma dalla qualità, e soprattutto della qualità dei rapporti con gli altri. Non si fa la felicità da solo, così, nella sua... Allora, per concludere, che il progetto della decrescita, il progetto di costruire una società, allora abbondanza frugale, sembra un ossimoro, abbondanza frugale come crescita verde, un ossimoro come il sviluppo sostenibile, ma no, sembra un ossimoro perché crediamo che viviamo in una società d'abbondanza. Viviamo in una società di spreco, sì, spreco incredibile, basta vedere i rifiuti, le case dei rifiuti che sono incredibili, un sacco di computer, di telefonini che sono buttati, eccetera, che contengono metalli preziosi, eccetera. Rifiuti sicuramente, spreco sì, ma abbondanza no, perché c'è l'abbondanza dell'aria pulita, dell'acqua pulita, si deve prendere l'acqua in bottiglia perché abbiamo inquinato un dono della natura, l'acqua naturale dei sorgenti, l'acqua buona. Ora l'acqua è diventato un prodotto industriale, una cosa rara, rarità dell'acqua, dell'aria, del terreno, anche se non si può più trovare uno spazio verde, eccetera. E abbiamo creato una rarità artificiale, e allora dobbiamo ritrovare, per trovare l'abbondanza si deve ritrovare la saggezza che è il contrario della razionalità. La razionalità va bene con la matematica, ma il mondo reale non è matematica. Il mondo reale, e soprattutto il mondo umano, deve vivere secondo la saggezza, quella tradizionale che ha sempre esistito, quella di Epicuro. Epicuro dice che colui che non sa limitare i suoi bisogni non può trovare la felicità. Ma lo diceva anche Lao Tzu, e il taoismo, lo dice la saggezza africana di sempre. Recentemente abbiamo ricoperto la saggezza degli americani con il buen vivir della Bolivia, dell'Ecuador, che non vogliamo delle nuove costituzioni dell'Ecuador e della Bolivia, è scritto, non vogliamo lo sviluppo, che è la forma di occidentalizzazione del mondo, vogliamo summa kosai, la parola quechua che significa vivere bene, non vivere meglio, vivere bene e basta. Allora il progetto di crescita è ritrovare questa saggezza per trovare una soluzione possibile, e si può sintetizzare il messaggio della crescita con questa parola di Gandhi. Questo Gandhi che diceva, il grande Mahatma diceva: il mondo è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutti, ma sarà sempre troppo piccolo per soddisfare l'avidità di alcuni. Grazie. Grazie a Serge Latouche che, come dire, stimola, sicuramente non lascia indifferenti e solleva una serie di punti. Quando ci sono i convegni degli economisti, cioè in università, di solito funziona che c'è lo speaker e c'è il discussant, che è quello dall'altra parte, che per dimostrare che ha preso sul serio quello che ha detto l'interlocutore, gli fa le obiezioni sui punti, cosa che io mi sono segnato un po' di cose che vorrei obiettare alla Latouche prima di fargli alcune domande per capire meglio il suo progetto di decrescita, proprio come si traduce, perché ci sono un paio di punti che secondo me sono interessanti sviluppare. No, la prima obiezione che mi viene da fare è che è vero che, diciamo, se teniamo le metafore biologiche, niente cresce per sempre, però è pure vero che questa cosa la diceva anche il reverendo Malthus alla fine del Settecento, quando diceva: se la popolazione continua a crescere così, moriranno, ci saranno carestie terribili, perché non c'è abbastanza cibo per tutti. C'erano 800 milioni di persone sulla Terra e oggi siamo 7 miliardi. Dove aveva sbagliato Malthus? Non aveva considerato che aumentava anche la produttività dell'agricoltura, non aveva considerato che dove c'era un ettaro di frumento cresceva una certa quantità di frumento, mentre oggi ne cresce un multiplo di quella, cresce moltissimo di più. La versione moderna, diciamo, che abbiamo tutti sotto mano della produttività e diciamo,
del fatto che non si può sottovalutare quello che lo sviluppo, che giustamente Latouche indica come una delle fonti dei problemi, è la famosa legge di Moore, quella sui computer, no? Che la potenza di un computer cresce, raddoppia ogni paio d'anni, mi pare. Insomma, il concetto è che uno smartphone di oggi è 3 milioni di volte più potente di un primo mini computer degli anni 60, 3 milioni di volte. Il che vuol dire che non è 3 milioni di volte più produttivo, però vuol dire che, questo farà inorridire Latouche, ma che io posso lavorare dal mio smartphone facendo il lavoro che prima dovevano fare 10 giornalisti in una redazione, il tipografo, eccetera, eccetera. Abbiamo distrutto posti di lavoro, ma abbiamo creato in qualche modo utilità, o chiamiamola come vogliamo. Seconda obiezione che io faccio, il petrolio. Io nel 2008 scrivevo gli articoli quando c'era il petrolio che era arrivato a $140 con le stime delle banche d'affari che hanno la stessa capacità previsionale del reverendo Malthus, che dicevano appunto, mi ricordo Goldman Sachs, il petrolio arriverà a $200, a $300, a $400. Cosa non avevano considerato? Che appunto, e su questo ragiona Latouche, diciamo le curve e le equazioni non bastano a prevedere poi tutti i comportamenti umani. Cosa è successo sul petrolio? Quando le banche e i produttori, diciamo, le compagnie di settore hanno visto che il petrolio a $140, hanno detto beh, forse allora vale la pena anche scavare nelle rocce ed estrarre il petrolio non solo dai pozzi quando fai il buco e zampilla, ma anche sparare questi getti d'acqua potentissimi, scavare le rocce ed estrarre un petrolio di una qualità inferiore che quando il petrolio costa poco non è conveniente, quando costa $140 diventa interessante. Hanno fatto grossi investimenti, le banche li hanno finanziati, un sacco di speculazione, una bolla che qualcuno dice che è grande come quella dei subprime e quindi ci aspettano disastri, però gli Stati Uniti sono diventati autonomi, cioè gli Stati Uniti non hanno più bisogno di importare il petrolio dell'Arabia Saudita, con le conseguenze geopolitiche che potete immaginare, e addirittura adesso una delle cose di cui so che avete parlato qua nei giorni scorsi, cioè il TTIP, il Trattato di Libero Scambio con gli Stati Uniti, uno dei temi di cui si dibatte è la possibilità che gli Stati Uniti possano esportare il gas loro, estratto con queste tecniche, in Europa, cioè gli Stati Uniti che erano la potenza energivora non sono diventati più efficienti, ma adesso sono autosufficienti e possono esportare. Quindi le cose cambiano, il senso è non basta proiettare la situazione in cui siamo oggi nel futuro come se niente cambiasse, anche perché appunto quando nel 2008 il petrolio era a $140, io non sapevo, credo che non esistesse, ma nessuno sapeva cosa fosse BlaBlaCar. Oggi BlaBlaCar, che è la compagnia di condivisione, diciamo con rimborso spese di un'auto, è una delle compagnie unicorno, cioè vale a un valore stimato di più di $1 miliardo. Il che vuol dire che se il petrolio costa tanto, allora usiamo meno macchine, ne basta una e la condividiamo, cose che 5-6 anni fa sarebbero state inconcepibili. Quindi sul petrolio io io ho fiducia in quello che gli economisti chiamano i prezzi relativi, cioè quando sale troppo il prezzo di una cosa se ne rivaluta un'altra, cioè il petrolio costa troppo, bene, allora sviluppiamo la tecnologia dell'ibrido, sviluppiamo le auto in condivisione, insomma l'economia è reattiva, non è un modello statico. L'altra obiezione che io faccio è quella che riguarda il debito. Sul debito si è parlato tantissimo, ma quello che conta, a nessuno interessa davvero che l'Italia possa ripagare il debito, come le banche, nessuno pretende che la banca possa rimborsare tutti quelli a cui ha prestato soldi, tutti quelli che le hanno prestato soldi, scusate, cioè i conti correnti, no? Nello stesso momento. Quello che conta è il servizio del debito, cioè l'interesse, il che vuol dire che l'Italia ha il 130% di PIL in debito, cioè ha 2.000 miliardi di debito, ma ogni anno ne paga, quando va male 70, quando va bene 50 di interessi sul debito. Quindi l'Italia deve essere in grado di pagare tra i 50 e gli 80 miliardi all'anno di interessi, non di pagarne 2.000, il che non rende un problema minore, ma lo rende meno apocalittico nell'immediato. Ecco, queste erano un po' le mie obiezioni, diciamo, sui fatti. Invece adesso vorrei chiedere alla Latouche di rispondermi a un paio di punti che, diciamo, secondo me sono più rilevanti. Il primo è se noi stiamo parlando della decrescita come un progetto individuale o come una ricetta di politica economica. Perché se è un progetto individuale io lo riesco in qualche modo a visualizzare. C'è un libro che
stavo rileggendo in treno mentre venivo qua l'Invenzione dell'economia che ha scritto Latouche di recente, e un altro sull'obsolescenza programmata, in cui ci sono delle cose molto concrete. Cioè lui dice, alla fine, se i cellulari che ci vendono sono progettati per sostanzialmente autodistruggersi dopo 2 anni, uno può reagire comprandosi l'iPhone 6 dopo l'iPhone 5, oppure può reagire dicendo vabbè, mi tengo un modello più vecchio che si rompe meno, me ne tengo uno un po' scassato, non avrò le ultime app, ma fa lo stesso. Finché a livello individuale io più o meno la riesco a immaginare, come riesco a immaginare il fatto che uno può dire non compro le monoporzioni al supermercato perché c'è più imballaggio che prodotto, ma mi compro, magari mangio per 3 giorni la stessa cosa perché compro una dose che inquina meno, oppure quelle cose a chilometro zero, accetto la deperibilità, mangio le cose di stagione. Tutto questo a livello individuale lo capisco. Non lo capisco bene a livello di politica economica. Cioè, se la Touche fosse al posto di Padoan o al posto di Renzi, che cosa farebbe? Cioè, a me viene in mente un esempio proprio tipicamente italiano. L'acciaieria Ilva di Taranto. Il settore dell'acciaio è un settore morto praticamente, perché c'è un eccesso di capacità produttiva, hanno costruito troppe acciaierie e soltanto l'eccesso di capacità produttiva dei cinesi, cioè l'acciaio che i cinesi potrebbero produrre ma che non producono perché non gli conviene, basterebbe a compensare tutta la produzione europea. Cioè è un settore in cui si tengono aperte le acciaierie per far lavorare la gente, non perché serve l'acciaio. Allora, uno dice benissimo, l'acciaieria di Taranto ammazza la gente con le emissioni, produce una cosa tutto sommato inutile, non c'è nessuna ragione per tenerla aperta, salvo che ci sono poi quelle 3.000 persone che ci lavorano, tutto l'indotto e tutta la città che poi crolla, fanno rivolte, giustamente non hanno un futuro, eccetera, eccetera. Come si risolvono queste cose a livello di politica economica? Cioè, a loro l'idea della decrescita, loro saranno i primi a essere d'accordo, ma non è una risposta nell'immediato. Questa è la prima cosa. La seconda che mi interessava, e che andiamo a una critica invece, diciamo, un punto filosofico, cioè la Tuscia ha detto a un certo punto la libertà era una bella promessa, ma libertà di fare cose a un certo punto bisogna anche porre dei limiti, cosa che è giustissima. Ma la mia impressione è che per imporre tutti i limiti che noi dovremmo imporre per andare nella direzione della decrescita, la libertà si restringa parecchio, cioè che diventi un progetto che è realizzabile solo se c'è un fortissimo coordinamento dal centro, parasovietico, e altrimenti se ci sono delle zone, delle falle, cioè se uno può comunque bersi la Coca-Cola o l'acqua in bottiglia, un po' tutto il quadro salta. E la terza cosa, poi gli lascio la parola perché poi apriamo un po' di dibattito, volevo chiedere a Tush cosa pensa della sharing economy, l'economia della condivisione, Uber, eccetera, perché alla fine la direzione in cui stiamo andando, totalmente anche questa imprevista dagli economisti, è che noi stiamo sostanzialmente rinunciando alla proprietà privata di una serie di cose. 10 anni fa accumulavamo i CD e compravamo i DVD per guardare i film, oggi credo che non siano quasi neanche più in commercio i lettori DVD, perché nessuno comprerà mai più DVD perché basta un clic, o Spotify offre la musica gratis. Quello che era pirateria fino a 5 anni fa oggi è una compagnia che vale $1 miliardo. Quindi stiamo andando in una direzione che da un certo punto di vista è positiva, fa ben sperare, perché stiamo smettendo di circondarci di oggetti e paghiamo le esperienze invece che il possesso. Quindi forse è una forma di decrescita come dire, non di decrescita ma di quella capacità di godere delle cose invece che di volerle soltanto accumulare, che veniva evocata nella fase finale dell'intervento. No, sono un po' questi gli spunti che a me piacerebbe sviluppare, poi con il vostro contributo preparatevi le domande, facciamo delle domande dopo breve, ma poi il dibattito facciamo. Allora ci sono tante domande che si dovrebbe fare una nuova conferenza. Soprattutto il problema è che abbiamo un software diverso. Non c'è dubbio. Io ho fatto E allora direi che ho scritto un libro che si chiama Decolonizzare l'immaginario. La prima cosa per fare l'università è il cambiamento del software, decolonizzare l'immaginario. Che cosa significa? L'ha spiegato bene Mark Twain, dice: quando si ha un martello nella testa si vede tutti i problemi sotto forma di chiodi.
allora quando si ha nella testa il martello economico, deve dire che il martello economico è molto pesante, un martello che ha una forma terribile, perché si crede di aver riuscito a limitare la potenza dell'economia, ma effettivamente, come mi dice, c'è tanti problemi. Allora siamo arrivati a un punto che è la tragedia, perché andiamo con una velocità terrificante. Quando ho iniziato a fare delle conferenze sulla decrescita, spiegavo che dobbiamo intraprendere questo percorso per evitare la catastrofe. Oggi non lo dico più, perché la catastrofe l'abbiamo già. Dobbiamo fare la decrescita per limitare la catastrofe e per gestire la catastrofe. Perché? Perché ora, dopo la COP21, siamo sicuri di prendere 2 gradi di più alla fine del secolo. Più probabilmente 3 gradi se prendiamo le misure previste che non prenderemo, e più probabilmente 4-5 gradi. Già oggi abbiamo 700.000 emigrati siriani, eccetera. Non sappiamo, è un problema gigantesco, non sappiamo, è una tragedia per l'Italia con tutti questi naufragi, eccetera. Ma basta pensare che, senza andare nella catastrofe terribile, che con 2 gradi di più non solo Venezia sarà sotto l'acqua, questo è una tragedia per coloro che piacciono Venezia, ma il Bangladesh sarà sotto l'acqua, significa non più 700.000, ma 700 milioni di emigrati. Cosa faremo con 700 milioni? Perché l'economista può dire la sharing economy. Allora la sharing economy dovremmo condividere con queste cose. Allora il progetto, gli utopisti, perché dicevano è un'utopia la decrescita, sì è un'utopia concreta, ma il liberismo e l'economia è un'utopia terribile, perché l'economia va a portare direttamente verso il collasso. La decrescita è un progetto molto realista, è l'unico progetto per salvare l'umanità, perché senza che sia che c'è la fine dell'umanità e per alcuni esperti viviamo la sesta scomparsa delle specie. Si sa che le specie spariscono con una velocità terrificante, 50 a 200 al giorno. Non si vede perché non è come la quinta scomparsa delle specie 65 milioni di anni fa che ha visto scomparire i dinosauri, i montosauri. Le specie che spariscono sono più spesso dei batteri del sottosuolo, delle foreste, e distruggiamo le foreste delle equatoriali e le foreste tropicali. Di tanto in tanto scompare già un aspetto delle specie importante. Si vede come oggi spariscono gli api. È importante gli api perché pollinizzano tutte le piante, potrebbe essere una tragedia. Ma il problema è che questa sesta scomparsa delle specie ha 3 differenze con la quinta, che le specie spariscono a una velocità terribile, perché gli organismi hanno una capacità di adattarci. È vero che l'economia si adatta anche a questo, ma dipende dalla velocità. Oggi gli uccelli si spostano nella zona, solo che i vermi con i quali si nutrono non si spostano a questa velocità. Ci sono molti problemi perché tutte le specie sono legate e anche l'uomo è legato a tutte le altre specie. E allora la sesta scomparsa delle specie c'è molta probabilità che fa la scomparsa anche dell'uomo, ma questa scomparsa delle specie è generata dall'attività umana, perché si parla dell'antropocene. L'uomo è diventato capace di trasformare la geologia del sistema, dell'ecosistema globale. Allora allora si può sicuramente il prezzo del petrolio, come c'era sulla prima pagina della Repubblica alcuni giorni fa, c'era questa parte il premio del petrolio che si alza, si bassa, eccetera, è divertente. Si sa che oggi il premio del petrolio è così basso perché la politica dell'Arabia Saudita ha fatto abbassare il premio del petrolio. Il prezzo del petrolio dovrebbe essere più di 100
posso fare la scommessa che fra poco sarà di nuovo a $100. Sì, tutto può essere. Lei ha fatto un bilancio dicendo che sarebbe stato $70 quest'anno ed è ancora 28. Dico, Allora, la soluzione naturalmente non si farà la decrescita, si può fare la decrescita a livello individuale, che si chiama, sono tanti movimenti di voluntary simplicity, in Canada, negli Stati Uniti, ma questa non salverà l'umanità, è una bella disciplina per se stesso, per dare l'esempio, per prepararsi alle difficoltà, ma non salverà l'umanità. E se è un progetto, si deve cambiare globalmente la società. Ma cambiare come la decrescita è una parola, uno slogan che ha senso per noi, che abbiamo questa sovraccrescita, questo spreco, non ha senso naturalmente per gli africani. Come diceva un leader dei movimenti indiani dell'Equator, della CONAI, la Confederazione dei Popoli Indigeni, che ho incontrato qualche tempo fa, e diceva: ciò che tu chiami la decrescita, noi la chiamiamo Duendini. Questo Fuman Kosai è il progetto, e effettivamente tocca a tutte le società di inventare un futuro sostenibile. Per questo ho dato non una ricetta, ma una base che sono il circolo virtuoso dell'eroe, che allora rivalutare significa cambiare effettivamente il software che abbiamo oggi. Tutto il sistema funziona su questa parola di Cartesio, l'uomo padrone e maestro della natura. Dobbiamo ritrovare il senso di vivere in armonia con la natura, trattare la natura da buon giardiniere e non da predatore, come facciamo. Basta pensare a ciò che succede nella pesca, nella distruzione delle ricchezze aliene. Ma siamo predatori anche con il petrolio, con tutte le minerali, eccetera. Poi anche cambiare i valori, la guerra di tutti contro tutti, limitare la concorrenza. Un po' di innovazione va bene, ma la concorrenza è limitata, fa la distruzione del legame sociale, ritrovare il senso della solidarietà, dell'altruismo. Allora la sharing economy è la trasformazione dell'ingegnosità popolare, che era la solidarietà tradizionale che ho studiato nell'Africa subsahariana, io dico l'altra Africa tra dono e mercato, come 800 milioni di africani sopravvivono fuori dall'economia, perché dal punto di vista economico l'Africa subsahariana non esiste, rappresenta meno di 2% del prodotto mondiale, ma questo 2% che cos'è? Il petrolio della Nigeria e l'economia sudafricana, ma per lei tutto non esiste, riescono a vivere. Non dico che vivono bene, ma sono capaci di fare una cosa che noi abbiamo più difficoltà a fare, sono capaci di produrre della gioia di vivere. Tutto coloro che hanno vissuto in Africa sanno bene questa gioia di vivere, che sono capaci. Solo che la tragedia è che, perché l'Africa ha più di 40 anni che la frequento, e quando andavo 40 anni in Africa, i giovani non esisteva economicamente, non di più, la situazione non è né migliore, le statistiche internazionali è migliore, no, non è vero, non è migliore ma non è peggiore, la medicina è fuori dall'economia. Ma 40 anni fa i giovani cercavano di fare la battaglia contro il deserto, di organizzarsi, c'era delle cooperative, c'era tutto un movimento forte, per esempio nel Burkina Faso, che conoscevo, c'era un grande giovane che si chiamava Bernard Ledea Ouedraogo. Mi ricordo bene che il
presidente Thomas Sankara, diceva, lui aveva ripreso l'organizzazione delle società dei giovani, si chiama NAAM, per fare la battaglia contro il deserto, l'agricoltura, eccetera, l'autonomia alimentare. E il presidente Sankara diceva, Bernard, tu as fait une révolution sans l'arme et sans armes. Tu hai fatto una rivoluzione senza lacrime e senza armi. Ma una cosa bella. Oggi tutto questo è sparito. Quando vado in Africa oggi, la situazione materiale è la medesima, ma la situazione spirituale e mentale è totalmente diversa. Quando vado in Africa, i giovani vengono a dire, puoi aiutarmi a avere le carte per venire in Europa? Perché? Perché con la globalizzazione, con la mediatizzazione, con la televisione, con i cellulari, eccetera, abbiamo distrutto il senso della vita. Abbiamo creato il terrorismo, perché distruggere il senso della vita per un popolo e creare la disperazione. Quando c'è il senso della vita, anche la povertà, perché la povertà, quando si andava in Africa, ho mandato in Africa dei giovani studenti per fare la tesi. E anch'io l'ho mandato per studiare la povertà, perché per studiare la povertà c'erano dei crediti. E gli studenti sono andati nel Camerun, parlavano alla gente di povertà. Che cos'è la povertà? Non sappiamo. Quando parlavano di povertà, la gente parlava di stregoneria. Allora finalmente un bravo studente che era andato per fare la tesi sulla povertà nel Camerun è tornato con un libro sulla stregoneria. Molto interessante. Perché? Perché in una società dove c'è un legame sociale, dove non c'è l'individualismo sfrenato, non esiste la povertà. Come si dice in Senegal, è povero meno quello che non ha un sostegno sociale. Il povero è l'orfelino, quello che non ha la famiglia. Se no c'è un mondo così. Allora abbiamo creato non solo la povertà, abbiamo creato la miseria, come l'ha spiegato bene l'amico Majid Ranema nel suo bel libro tradotto in italiano, Quando la miseria caccia la povertà. E abbiamo creato la miseria, detto che abbiamo distrutto il senso della vita. Il nostro dramma è che l'abbiamo distrutto da loro, l'abbiamo distrutto anche da noi. Allora ha funzionato per un tempo perché c'è il computer, c'è le tablette, c'è tutto questo, allora sembra una cosa che prende il posto del senso della vita. Ma alla fine si vede che chi sono questi cosiddetti terroristi? Questi terroristi che hanno massacrato a Parigi anche altri giovani, ma sono nostri figli, sono dei francesi che sono francesi da 50 anni, 30 anni, anche se hanno un nome africano, ma non tutti, perché sono anche dei francesi, dei discendenti dei Galli che si sono convertiti all'Islam per uccidere i loro fratelli. Questa è la vera tragedia, e non solo questo. Recentemente è successo che dei bambini di 5-10 anni si suicidano, una cosa non ho mai sentito parlare nella storia. Ci sono delle società dove hanno un livello bassissimo, porto all'economia, alle statistiche di vita, ma mai è successo una cosa che dei giovani di 10 anni si suicidano, si incontrano anche su internet per suicidarsi. Questo è il segno di una società e una civiltà molto malata. Questo è molto più importante che pensare che se il servizio del debito, sì, effettivamente è fatto per mantenere questo servizio. Solo che con questo servizio del debito, non solo in Italia ma in Francia, rappresenta 40% del budget, pagare sempre di più. Va detto che tutta questa cosa è denaro che è preso ai cittadini per pagare le banche. Allora questo denaro che manca per finanziare la salute del popolo, non c'è più denaro per finanziare tutto, che dà un minimo di qualità di vita in un paese, in una società capitalista. La salute
l'educazione, la cultura, si deve chiudere i musei perché non c'è più l'austerità. Perché l'austerità? L'austerità perché il 40% delle tasse non servono a soddisfare il bene pubblico, a soddisfare i bisogni, servono a ripagare, a fare il servizio del debito. E se non si fa pagare, no, perché il debito nutrisce il debito, e tu lo sai fino a un certo punto. Ma questo qualcuno come io che ho studiato il problema della crisi del debito dell'Africa del terzo mondo degli anni 70, e come si è risolto questo? Non si parla più di questo, si è risolto semplice. Perché un paese che aveva preso un prestito di 1 miliardo, con il tasso di interesse dopo alcuni anni ripagava, ha pagato 10 volte il debito. Fortunatamente ho visto che in Italia ci sono dei giudici che hanno imposto alle banche di ripagare la gente che aveva ripagato il debito più volte e hanno abbassato l'interesse sull'interesse, una cosa che non è giusta. Bon, allora penso che a questo punto dobbiamo dare la parola a Prego. Allora, prendiamo qualche domanda, ti chiedo sempre le solite regole, tutte queste cose brevi e intense, così abbiamo tempo per raccogliere un po'. Ne prendiamo 3 o 4, poi facciamo rispondere sempre. Prego. Sì. Microfono, che se no non sentono quelli in collegamento streaming e tutto. Giorgio Ruffolo, in un libro godibilissimo degli anni 90, diceva di essere stufo di vivere nella Pirlandia dell'Occidente e si scagliava contro gli sviluppisti, dicendo che o l'Occidente ricco avrebbe, se non avesse sviluppato il senso dei limiti, il libro si titolava Lo sviluppo dei limiti, avrebbe avuto i problemi che lei ricordava. Ma la domanda è quella: nel ricco Occidente, in Italia anche, i gruppi dirigenti, la politica, le associazioni datoriali, il sindacato stesso, come fanno a spiegare a un popolo che è vissuto per 25-30 anni in un paganesimo consumista becero che devono ritornare a una sobrietà di costumi, di abitudini, a diventare di nuovo una comunità di destino non più individualista, edonista e consumista? Perde il consenso. Per via politica è possibile risolvere questo problema? Secondo tema, paesi in via di sviluppo, tra virgolette, si chiamano così, loro non hanno avuto questo benessere consumista che a me non fa schifo in quanto tale, sono le conseguenze che mi terrorizzano, per cui il senso del limite dobbiamo averlo, del confine, perché siamo un sistema chiuso e limitato, abbiamo dei confini. Preferivo l'infinito trascendente a questo infinito consumista che ci ha ammazzati, tanto per essere chiaro. Ma voglio dire, nei paesi in via di sviluppo, come facciamo a dire a queste popolazioni consumate di meno? Non hanno mai consumato, vorranno anche loro la lavatrice, vorranno anche loro il nostro benessere. Anche qua, com'è possibile farlo? La domanda di fondo è: la politica che vive di consenso, al di là che non lo voglia per niente, mi pare di capire, ma lo volesse, come fa a svolgere questo ruolo didattico, pedagogico nei confronti di popoli un po' rincoglioniti, noi e in via di sviluppo negli altri paesi? Grazie. C'è di dietro, che è la politica democratica che ha bisogno di consenso. Secondo me il problema non è solo come facciamo a dire alle persone del terzo mondo consumate di meno, come facciamo a dire alla gente in Europa, al 70% delle persone in Europa consumate di meno, quando i livelli di consumo di benessere in Europa sono crollati dopo la crisi. Il problema non è dire alla gente dovete diventare più austeri, più sobri, dovete stringere la cinghia. Questa cosa è impossibile da fare in paesi come la Grecia, dove è ritornato il problema della malnutrizione infantile, impossibile in paesi come l'Italia, dove la disoccupazione giovanile è del 40%, in Spagna pure. E questo è un discorso secondo me sbagliato politicamente, cioè siamo d'accordo sul disastro ecologico, però come prospettiva dire alla gente dovete stringere la cinghia perché è colpa vostra come esseri umani, è un discorso sbagliato in un mondo in cui sappiamo che, come ci ha detto Oxfam, l'ultimo rapporto,
62 persone hanno in mano il 50% della ricchezza mondiale. Il problema non sono le persone che consumano troppo, sono quelle 62 persone, e 62 persone sono poche, il che è buono, perché sono più facili da trovare e radunare. Sono quelle il problema, sono quelle le persone a cui bisogna dire dovete stringere la cinghia, no? Secondo me un discorso progressista, e poi abbiamo bisogno di un discorso progressista e futurista che recupera un senso di modernità, è quello, non incolpare l'umanità intera per i disastri, ma incolpare quella minoranza che non è l'1%, è lo 0,0000001%, e se prendiamo quei soldi, ma non tutti, non abbiamo bisogno di tutti, non so quanti sono, 90 trilioni, cosa è stato quel patrimonio, ne prendiamo tipo una metà e li ridistribuiamo, con quello forse possiamo fare delle cose che possono risolvere la situazione sia ecologicamente sia economicamente per l'umanità. Grazie, se prendiamo un'altra, poi facciamo un giro di risposte. Volevo un chiarimento circa il tentativo molto affascinante di collegare il principio dell'entropia con l'idea della decrescita. E il principio dell'entropia è un destino della nostra vita, no? Dal punto di vista fisico. Se appunto la decrescita significa cercare di limitare l'entropia, allora noi dovremmo andare ad un cacciatore raccoglitore che sta accendendo un fuoco e dire a questo cacciatore raccoglitore che lui deve stare attento, che lui vive in un mondo limitato e che vivendo in un mondo limitato deve stare ben attento ad accendere il fuoco, perché se no appunto è per una crescita. E si va di bene che la differenza fra non accendere il fuoco e accendere il fuoco è una crescita di livello molto alto. E detto questo è un chiarimento. E volevo chiedere questa seconda cosa: quale può essere la relazione fra il concetto di decrescita e gli studi sulla felicità? Il paradosso, ad esempio, di Esterling, misurando numerose civiltà sviluppate, mostra che il reddito cresce proporzionalmente con la felicità in paesi appunto via di sviluppo, mentre in paesi sviluppati, ad esempio negli Stati Uniti d'America degli anni 70 circa in poi, un aumento vertiginoso del reddito non ha portato ad un aumento vertiginoso della felicità e del benessere, anzi ad una stagnazione, se non ad una lieve diminuzione. Il motivo di questo è cognitivo e psicologico, e l'ha mostrato chiaramente Daniel Kahneman, che è psicologo cognitivo e premio Nobel per l'economia del 2002, premio Nobel per i suoi studi sulla razionalità limitata, appunto studiato anche la felicità. E si è detto chiaramente che c'è una grande differenza fra il fatto, ad esempio, di mangiare la colazione oppure di non mangiarla affatto, oppure di mangiare una colazione di bassa qualità e mangiare una colazione di alta qualità. Nel primo caso la differenza appunto materiale è una differenza in termini di felicità. Nel secondo caso invece c'è il rullo edonico, e quindi sostanzialmente dopo poche settimane, dal punto di vista della felicità soggettiva, il fatto di mangiare, di essere passati da una colazione di bassa qualità ad una di alta qualità in realtà non ha effetto dal punto di vista cognitivo sulla felicità. Ecco, questo è un tentativo forse di riprendere non tutti, ma alcuni dei temi della decrescita in senso più psicologico e cognitivo. Non sono sicuro che sia conciliabile col tema della decrescita, però sono molto interessato a capire se questo può essere e se in che misura. Grazie. Poi lasciamo dopo l'ultimo che scassa, sentiamo intanto se risposta. No, va bene quello. Ah sì, buon. Allora partirei dall'ultima domanda che mi fa piacere che è stata fatta, perché sono molto interessato a tutti questi studi sulla felicità. Normalmente, molto spesso quando faccio delle lunghe conferenze, parlo anche di dire che la modernità ha tradito la sua promessa. Qual era la promessa? L'ha detto bene vostro, come si chiama già, questo del diritto Beccaria, sì, Cesare Beccaria l'ha detto bene, era la massima felicità divisa dal più grande numero. L'ha ripreso anche, après molti altri l'hanno ripreso, Bentham, eccetera. E allora ora c'è un istituto britannico che si chiama New Economics Foundation, che hanno calcolato le Happy Planet Index.
hanno cercato di misurare la felicità a livello globale, l'hanno fatto con 3 indici che è la speranza della vita alla nascita, perché si pensa che se la speranza di vita è solo 20 anni, 30 anni, non deve essere una società molto felice. Poi c'è l'impronta ecologica, perché un paese che ha un'impronta ecologica insostenibile come noi, gli italiani e gli Stati Uniti, come hanno più, che ha un'impronta 6 volte di impronta sostenibile, gli italiani 3 volte, non ha futuro, perché distrugge, non ha una società sostenibile. E poi la terza dimensione, che è ciò che gli anglosassoni chiamano subjective well-being, sentimento di felicità. Allora, questa è la cosa un po' buffa, perché per esempio il subjective well-being dei francesi è molto basso. Allora gli economisti dicono, ma i francesi hanno torto, dovrebbe essere felice, perché hanno un prodotto interno lordo capita molto alto, ma dovrebbe essere felice, ma non sono felice. E ho fatto delle conferenze a degli imprenditori che hanno fatto un dibattito dopo dire lui ha ragione, vedi quello non è qua perché lui ha il burnout. Poi ci sono questi giovani che si uccidano, allora dovrebbero essere felici, ma non lo sono. Allora il risultato interessante perché, come tutti questi, si può dibattere, ma almeno è più serio, diciamo, che il prodotto interno lordo per capita. E allora il risultato è assolutamente controintuitivo. I paesi più ricchi come gli Stati Uniti sono al rango 150, l'Italia al rango 66, c'è il sole in Italia, c'è il sole mio, e poi i paesi che sono nel primo rango c'è Vanuatu. Vanuatu non hanno molti computer, eccetera, hanno il sole, fanno l'amore piuttosto che la guerra, eccetera, no? Sono felici. Vanuatu, Venezuela, eccetera, molto interessante. E allora questo è vero che questo al di là di un certo livello è stato dimostrato anche da Erdmann-Deli, eccetera, che il prodotto interno lordo non porta alla felicità, non porta neanche al benessere, perché i costi della crescita diventano più forti che i benefici. E mi interessa molto tutta l'economia della felicità, che è una specialità italiana. C'è tutta una scuola di economisti italiani che sono dedicati a questo. C'è Luigino Bruni, per esempio, che ha scritto 3-4 libri, ma soprattutto il collega Stefano Bartolini, che ha fatto un libro bellissimo, Manifesto per la felicità. E naturalmente siamo diventati amici e è diventato un sostenitore della decrescita e l'ho fatto tradurre in francese e pubblicare il suo libro. E effettivamente c'è tutta questa cosa, che cosa la cosa importante di questo, perché gli economisti nel Settecento sono partiti dall'idea di felicità, poi hanno trasformato la felicità in un prodotto interno lordo, che si diceva come Jean-Baptiste Say, che la felicità è consumare sempre di più. Ma poi si è dimostrato che non era vero. E da un certo punto di vista si può dire che l'economia della felicità è un modo di uscire dall'economia, di scoprire che finalmente l'uomo non vive dentro l'economia, vive dentro una società, e che è la società che si vede. Allora per questo come costruire la prima cosa, perché si dice come spiegare alla gente, al popolo, basta già chiedere, non basta non chiedere come si fa oggi per esempio in Francia c'è una maggioranza che non vuole più né Sarkozy né Hollande per le prossime elezioni, ma non avranno scelta, dovranno scegliere tra questi due sciacquerati o la terza sciacquerata che è la loro. Allora dico, la prima cosa, forse è che il popolo, no, penso che il popolo non è più stupido che i suoi governi, ma il problema è che si deve chiedere
cosa penso? Penso che il popolo è capace di capire bene che vivere con un'impronta insostenibile si deve limitare, ritrovare il senso della misura, ma naturalmente l'austerità nel senso di Berlinguer che aveva fatto i discorsi sull'austerità in 1977, cioè, la mia austerità non è l'austerità borghese, eccetera, è la capacità di autolimitarsi, l'austerità condivisa. Effettivamente nelle 8R, una R importante è la ridistribuire, evidentemente non si può dire, si deve, no, non si tratta soprattutto, non si tratta di consumare meno, si tratta di consumare meglio, perché il problema è facile da far capire che l'impronta ecologica degli italiani ora l'impronta ecologica sostenibile è più o meno 2 ettari di superficie bioproduttiva. L'impronta ecologica degli italiani più o meno è 6 ettari. Credo che l'italiano consuma mediamente 3 volte l'impronta sostenibile. Ma quando l'Italia ha sovrapassato l'impronta sostenibile solo negli anni 60, perché qualche volta si dice lei vuole portarci all'età della pietra. Gli anni 60 non erano l'età della pietra. Tutte le cose uguali, si deve tornare a un'impronta ecologica come quella degli anni 60. Allora cosa significa? Se oggi l'impronta è 3 volte quella degli anni 60, significa che gli italiani mangiano 3 volte più carne, che consumano 3 volte più vestiti, consumano 3 volte energia. No, più o meno, penso che vivono più o meno come negli anni 60, solo che le cose che consumano non sono prodotti come negli anni 60. Negli anni 60 la carne che mangiava un italiano veniva da una mucca che mangiava l'erba. Oggi la mucca non mangia l'erba, mangia il cemento. Mercalli, Luca Mercalli, no, mangia la farina fatta con la soia. Come è fatto la soia? Si brucia la foresta amazzonica, si fa la soia, si la trasporta su 10.000 km. L'impronta della carne, che di più è congelata, trasformata, eccetera, con l'agroindustria, l'impronta ecologica della carne oggi è 10 volte quella della carne degli anni 60. I vestiti negli anni 60, questo sarebbe stato fatto nel nord della Francia, c'era tutta l'industria tessile. Oggi questo incorpora 50.000 km. È fatto una parte in India, una parte nella Corea del Sud, una parte in America, eccetera. L'impronta ecologica del vestito è 10 volte. Poi c'è questa cosa dell'obsolescenza programmata. Si dice che negli anni 60 un refrigeratore, frigorifero, pensava un frigorifero per la vita, oggi si deve cambiare ogni 5 anni. Ancora la lavatrice, che è fatta così con la cuva in plastica, e allora se si dimentica un spiccioli dentro la tasca, rompe e deve cambiare la lavatrice, eccetera, tutto questo. Allora c'è il sistema, l'impronta ecologica del sistema si è moltiplicata da 3, ma il consumo individuale no, non si tratta di consumare, forse un po' meno, ma non si tratta di come si dice, la cintura troppo, soprattutto meglio consumare meno carne da consumare, perché anche si deve sapere che 40% di tutti i prodotti alimentari che si vendono nei supermercati va direttamente alla cattiveria, non è consumato. Allora, la meta, perché la famosa data di scadenza è sovrappassata, e la meta dagli supermercati, se avete visto quel film dell'austriaco Erwin, We Feed the World, si vede tutte le tonnellate di pane a Vienna che sono buttate, che possono la capacità di nutrire un'altra città. E poi in particolare
popolari che si sono dimenticato che la yogurt è dal frigorifero per 2 mesi, non vale più sicurezza, eccetera. Allora si tratta di sprecare meno, di mangiare meglio mangiare meno, ma meglio, le cose più sani, cioè petrini più buoni, più sani e più giusti. Sono anche più costose di solito. Sì, perché costose? Parliamo di costose. Cioè, Perché la politica agricola dell'Europa fa tutto per favorire l'agricoltura produttivista e che vive solo di contadini che non sono più contadini, che sono dei imprenditori agricoli, eccetera, vivono delle sovvenzioni, invece coloro che fanno l'agricoltura biologica sono penalizzati e vedono di tutto. E allora il risultato e poi si deve essere chiaro su questo. Nel bilancio di un italiano del dopoguerra 40% andava per il cibo, 40%. Oggi meno di 15%, ma 19% va al telefonino, alle cose. Allora, che cosa è più importante per vivere bene? Mangiare bene oggi. o avere un telefono? Io direi il telefonino, però E per questo è importante, perché tocchiamo il cuore della decolonizzazione dell'immaginario. Decolonizzazione dell'immaginario, si deve dedicare più soldi per mangiare bene, anche se si potrebbe, i prezzi potrebbero anche dell'agricoltura biologica potrebbe essere più bassi se la politica agricola era diversa, eccetera. Ma almeno si deve dare il prezzo giusto. Il prezzo giusto è il prezzo che permette di produrre buono, pulito e giusto. Mi sta parlando accenno che dobbiamo cominciare a chiudere. Sì. Se c'è un'ultima... fare un altro... no, vorrei solo dire una cosa, teniamo solo 2 domande, poi tiriamo un po' le fila conclusive. No, sull'aspetto democratico Sì. del consenso, no, perché magari gli Allora, elettori francesi sono meglio. In Italia abbiamo deciso le ultime 3 elezioni 2 volte sulla tassa sulla casa di 4 spiccioli, poche centinaia di euro, le elezioni europee su 80 euro a persona e ci abbiamo a decidere queste amministrative con un bonus cultura da 500, cioè evidentemente, come dire, e questo sembra che funzioni a livello di consenso, quindi sì, allora la gente è molto sensibile all'idea di mettiamo un po' di soldi. Ho già toccato l'argomento dicendo che il problema dicono che viviamo delle società democratiche. Questo è una barzelletta. Viviamo al massimo delle società che il politologo inglese Colin Crutch chiama post-democratiche. Delle società che i governi sono i media e soprattutto i lobby che fanno la politica. Però il nostro amico che allora, fila diceva che se non si convince la gente non si cambia. Da alcuni anni ho fatto questa collana sui precursori della decrescita. Uno non lo qua, ma uno che ho fatto è dedicato a Castoriadis. Castoriadis, che era un amico, che era lui, Castoriadis era il teorico della democrazia diretta, dare direttamente la parola al popolo. Questo è tocca al popolo. Allora lui diceva un popolo può sbagliarsi. E lui si riferisce sempre alla democrazia greca. Un principio pericoloso però che ma almeno è lui che decide, non è la Monsanto che decide che si deve mangiare degli organismi geneticamente modificati, il popolo decide, vogliamo degli organismi, allora se le volete prendere la vostra responsabilità sulle conseguenze che si può avere. Ma il problema è che per esempio in Francia il popolo non vuole degli organismi geneticamente modificati né il nucleare, ma è proibito. Non abbiamo il diritto di fare un referendum anche localmente sul nucleare, sugli organismi geneticamente modificati. Il popolo ha il diritto solo di scegliere tra Hollande e Sarkozy e Le Pen, e la Le Pen. La Le Pen ancora forse che... allora almeno diciamo che il progetto della decrescita è uscire dall'economia
per ritrovare precisamente il politico, ma ritrovare il politico nel senso forte della parola, per ridare alla democrazia. Questo progetto, uno dei altri libri che abbiamo fatto su questo problema è Murray Bookchin. Murray Bookchin è famoso anarchista di origine russa che ha fatto la teoria del comunalismo. Anche lui diceva che si deve organizzare le piccole democrazie e poi che mandano dei delegati. Questo progetto è stato più o meno realizzato ora, ma con molta difficoltà, nelle 5 caracoles del Chiapas. Il subcomandante Marcos, che quando ha fatto il movimento neozapatista, ha cercato di riorganizzare la società sulla base democratica. E è l'unica esperienza ora di democrazia veramente diretta, dove c'è la famosa parola mandar obbediendo, che i responsabili devono comandare obbediendo al popolo. Sono sempre La democrazia rappresentativa, insomma, no, perché voglio vederli quando lo fanno invece che nel Chiapas negli Stati Uniti. Colui che è mandato a livello superiore può essere immediatamente rivocabile a tutti i momenti e ha un mandato preciso, è mandato per fare qualcosa, questa cosa, non per fare come questo Hollande che ha detto il mio unico o solo un unico nemico, la finanza. Cosa poi ha ha fatto nominato ministro Emanuele quando è arrivato dopo? Dove è stato il suo nemico? E subito il popolo francese ha scoperto che il suo nemico era il suo più grande amico. Forse è più difficile quando si è dall'altra parte, quando si vince. Prendiamo un paio di domande conclusive. Velocissimo, io probabilmente ho un terzo software rispetto ai due avvocati, perché da un lato ho grandissimi problemi con l'idea di produttività, di misurazione del prodotto interno lordo e crescita, dall'altro ho anche qualche problema con la decrescita dal punto di vista di arrivare a capire come arrivarci. Io sono molto d'accordo sull'idea di limitazione dei consumi, però il problema è come ci arriviamo all'interno di una società democratica, e volevo fare una breve riflessione e una domanda. Secondo me sono due i punti più importanti della discussione che possiamo fare oggi su quello che ci sta succedendo intorno. Il primo è sulla nozione di produttività che prima è stato evocato. Secondo me uno dei grandi problemi che abbiamo oggi è che misuriamo la produttività in maniera sbagliata. Cioè, noi misuriamo la produttività del lavoro formale, tanto per fare un esempio banale, ma non teniamo conto di tutta una serie di lavori che producono per la società ma che non fanno parte dell'economia formale. Esempio banale, disoccupati di lungo periodo che magari restano a casa, o NEET o persone completamente inattive sul mercato del lavoro che stanno a casa e svolgono un lavoro di cura. Queste persone non vengono remunerate in nessuna maniera dall'economia formale, ma sempre di più svolgono dei servizi che sono costosissimi e sempre più difficili da trovare anche quando questi esistono. Quindi questo è il primo punto. Il secondo è quello del valore. A che cosa noi diamo valore? E questa è la cosa sulla quale io non sono d'accordo. Cioè, io credo che noi abbiamo bisogno di profonde misurazioni sociali, noi abbiamo bisogno di misurare un concetto diverso di valore. E l'unico modo che noi abbiamo per transitare da un punto X a un punto Y, secondo me, dovrebbe essere quello di attribuire valore a cose diverse. Il problema è capire come lo facciamo in una società così disuguale come quella in cui viviamo. E quindi la domanda che voglio fare, quello è per me il più grande limite dell'idea di decrescita, quello che io non ho mai concepito, è un po' riprendendo quello che diceva prima Paolo, slow food, tutti questi movimenti, a me danno sempre l'idea di movimenti che vanno bene per una persona come me, per una persona che vive nella classe medio-alta, che fa una vita abbastanza agiata, ma poi per le persone che ogni giorno si scontrano con altri problemi è molto difficile. Quando una persona vive in un grande contesto di povertà è molto più facile comprarla con 4 spiccioli. Quando vive in una slum o in una banlieue di Parigi è molto più semplice comprarla per poco. Allora, se vogliamo veramente limitare i consumi, vivere in un mondo migliore dal punto di vista ambientale, dobbiamo porci il problema di come creare consenso fra quelle persone senza proporre delle cose che possono sembrare troppo lontane al loro universo. Allora, per transitare dal punto
X al punto Y, forse dobbiamo cercare prima di capire come far cambiare la visione del valore della produttività che le persone hanno. Quindi questa è la mia domanda, cioè come creiamo consenso intorno a questi concetti. Grazie. Grazie, prendiamo un'altra là e tiriamo la tira. Parte voglio anche rispondere. Grazie. Alleggerisce un po'. Cioè, io dico, ci sono due grandi medicine, una si chiama partecipazione e l'altra si chiama informazione. E a proposito di informazione, devo dire a tutti che oggi chi ci ospita, il Presidente della Camera del Commercio, ha rilasciato per la prima volta, penso in vita sua, una dichiarazione alla RAI nella quale si è detto assolutamente incapace di fare delle previsioni al momento attuale sull'economia, e lo ha fatto con una grande onestà, e devo dire anche per la prima volta. Ma vedi Sergio, il problema è, come ho detto prima, è soprattutto un problema di partecipazione e di informazione. Questo è il vero problema. E un altro problema si è aggiunto, a mio parere, e volevo chiedere il tuo parere, quello di un'Europa che è diventata un'Europa a cavallo fra i tecnocrati e le lobby che comandano i tecnocrati. Perché come ben sappiamo, attorno alla comunità europea vive una fauna di qualche migliaio di rappresentanti delle lobby che portano a mangiare, a bere, a ballare i nostri deputati, i nostri rappresentanti. Esiste anche a Roma, E i maschi, sì, ma quelli sono più capaci, sono più organizzati. Quelli di Roma, quelli li portano, insomma, anche a dei contatti col sesso femminile, insomma. Ma comunque ne vengono fuori delle decisioni che sono, data anche la complessità dei problemi in gioco, che sono sostanzialmente suggeriti, non dico scritti, ma suggeriti dalle lobby. Lobby che oggi si stanno organizzando anche su questo nuovo accordo che io reputo drammatico, questo nuovo accordo fra gli Stati Uniti commerciale, cosiddetto commerciale, fra gli Stati Uniti e l'Europa, che altro non è che l'accordo delle lobby, francamente. Sì, Ecco, volevo chiedere il tuo parere, grazie. Grazie a te. No, c'è un ultimo si deve intervento, finire, no, ma scusa, l'ultimissimo, e poi chiudiamo. Tanto non si può rispondere, sono temi troppo complessi, quindi daremo tanto comunque degli il mio input. sindacato mi proibisce di lavorare dopo l'ora. No, finché non c'è la decrescita continuiamo. La mia domanda è rapidissima. Scusa, ma sul programma è scritto che è chiuso alle 19:30. Allora, una rapidissima domanda e tiriamo... Faccio Vox Populi, Vox Rapidissima. Rapidissima. Come si può pensare in un paese come il nostro, una decrescita in un paese dove si è deciso di comprare gli F-35, dove si è deciso di comprare gli aerei F-35? È una polemica che c'è in Italia per l'acquisto di alcuni aerei caccia molto costosi e pare anche un po' difettosi da serie di governi. La cosa strana è tutte le esperienze che ho potuto avere nei contesti in Grecia, in Spagna, eccetera, che il popolo, questo popolo che ha votato per Syriza, che ha votato per Podemos, eccetera, questo capisce subito la necessità di uscire dalla società dei consumi, di intraprendere questo percorso. Naturalmente, dopo un po' di tempo non funziona, eccetera, perché l'ho capito bene quando mi hanno invitato gli amici a Delphi, famosissimo, e c'era un gruppo di cittadini che voleva fare una lista civica in Italia, perché c'è un progetto incredibile di sfruttare una miniera di alluminio sul sito archeologico. Allora i cittadini e non hanno riuscito a fare perché la gente vuole il sviluppo turistico, eccetera. Ma e allora si capisce che localmente, perché ci sono molte esperienze,
degni di parlare. C'è il movimento delle transition towns, dell'amico Robert Keats, che ha questa esperienza di una città come Totnes in Inghilterra, poi ora ci sono centinaia di città che hanno intrapreso questo percorso di recuperare l'autonomia energetica, l'autonomia alimentare, eccetera, di affrontare, di sviluppare la resilienza, perché la concorrenza distrugge l'autonomia, la resilienza rafforza la capacità di affrontare le sfide del futuro. Questo si dovrebbe, per il futuro si dovrebbe parlare di sviluppare la resilienza, la capacità di mantenere un equilibrio. E allora, ma i problemi è che c'è sopra questo, che la colonizzazione dell'immaginario si fa come? Si fa con il sistema mediatico. E il sistema mediatico, in Francia non c'è più nessuna catena televisiva, nessun giornale indipendente. Sono tutti proprietà dei grandi multinazionali, dei grandi poteri economici. Tutti, alla fine della seconda guerra mondiale, c'era una forma di democratizzazione dei giornali dell'informazione. Oggi in Francia siamo incapaci di sapere se una cosa è reale o virtuale. Oggi si può fare credere che c'è una guerra, che c'è una cosa che non esiste, come abbiamo avuto alcuni anni fa con Timisoara, i famosi massacri che non esistevano e l'abbiamo creduto tutti. Allora oggi la manipolazione può essere totale, viviamo come diceva l'amico Baudrillard, parlava di un crimine perfetto, la distruzione del reale, al profitto del virtuale, una realtà virtuale. E allora per questo tutti questi mezzi sono tra le mani di una piccola oligarchia mondiale, anche i nostri governi sono dei burantini tra le mani di questa oligarchia mondiale. E quando non abbiamo distrutto questa oligarchia, non si può veramente sviluppare queste esperienze. Dopo alcuni anni tutte queste esperienze alternative sono distrutte perché c'è la colonizzazione dell'immaginario continua. Si deve distruggere la macchina a cervellare, a distruggere il cervello. E questa è una grande sfida. Probabilmente si autodistruggerà. Questa è la mia speranza. Non ha risposto sull'Europa e sulla produttività, ma sarà la prossima volta. Grazie. Grazie a Sergio Latouche, grazie a voi per la pazienza. Non so se ci sono altri appuntamenti stasera, non ci sono stasera. Ci vediamo domattina. Domattina io sono con Guy Standing che vi raccomando per continuare a parlare di questi temi.